Salve a tutti. Vediamo ora come scomporre un polinomio di secondo grado risolvendo l'equazione di secondo grado associata. Quindi vogliamo scomporre 6x al quadrato meno x meno 2. E allora risolviamo intanto 6x al quadrato meno x meno 2 è uguale a 0. In questo caso ci sono tutti e tre i termini, usiamo la formula. Se magari manca un termine si può risolvere più velocemente. Comunque adesso qui usiamo la formula. Allora, meno b meno meno 1 è 1, più o meno radice di meno 1 al quadrato è 1, meno 4, ac per 6 per meno 2, tutto fratto 2a, 2 per 6, 12, 1 più o meno. Allora qui alla precedenza la moltiplicazione, quindi questo 1 lo lascio, e meno per meno mi dà più, 4 per 6 per 2 è 48. Allora adesso 1 più 48 è 49, la radice quadrata di 49 è 7, quindi ho 1 più o meno 7 fratto 12. Allora, la prima soluzione calcolo come 1 meno 7 è meno 6 fratto 12 e meno un mezzo. 1 più 7 è 8 fratto 12, divido sopra e sotto con 4 è 2 terzi. E allora il mio polinomio posso scriverlo come il coefficiente di grado massimo, quindi 6, per x meno la prima soluzione, che è meno un mezzo, per x meno la seconda soluzione. Questa regola funziona anche con un polinomio di grado maggiore. Per scomporre bisogna sempre mettere il coefficiente di grado massimo x meno la prima soluzione per x meno la seconda soluzione e così avanti. Anche se quando abbiamo un polinomio di grado superiore può essere che abbiamo anche dei termini di secondo grado che non si riescono a scomporre. Beh, quelli li scriviamo così come sono. Va bene, comunque allora, come dicevo, il coefficiente di grado massimo 6x meno questo per x meno questo. Adesso qua x meno meno un mezzo diventa x più un mezzo. Va bene, una volta che abbiamo tradotto questo, uno potrebbe dire scomposto, sì, però si può scrivere meglio. Allora, come si potrebbe fare? Mettiamo denominatore comune qui e anche qui. 6 lo ricoppio, qua metto denominatore comune 2, allora scrivo 2x più 1, qui metto denominatore comune 3, allora scrivo 3x meno 2 e vedo che a denominatore 2 per 3 che fa 6 e si va a eliminare con questo 6 e quindi ho scomposto come 2x più 1 per 3x meno 2. Va bene, sono riuscito a farlo. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.